Ciao ragazzi, sono 1512 grappoli di Garganega, perché li hanno contati tutti. A Soave, alla vigilia della vendemmia, c'è un appuntamento che ormai si rinnova da 20 anni, qui sotto Porta Verona, all'imbocco proprio del centro storico. Questi sono infatti i giorni in cui gli amici delle antiche torri, questa associazione, appende l'uva garganega qui sotto la torre, sulle stanghe come state vedendo, dando così una dimostrazione estemporanea di quella che è la tecnica antica e bellissima di appassimento di quest'uva. E da quest'uva, per l'appunto, tra qualche mese, verrà pigiata, nascerà il recciotto, che si potrà bere però non prima di 2 anni. Un recciotto che rappresenta l'emblema del paese, ma anche del comprensorio. Indovinate un po' da dove arriva l'uva? Quest'uva arriva volontariamente dai viticoltori della zona che portano una cassa d'uva per esporla qua a Porta Verona. Lo fanno molto volentieri, però in compenso ricevono una bottiglia di recciotto del vino che l'uva era appesa 2 anni fa, che ci vogliono 2 anni perché diventa un vino passito recciotto di Soave. Naturalmente la cassa di uva, la bottiglia. Se guardiamo i grappoli, i quintali sono circa 10, ma ci sono quelli che li contano. L'anno scorso noi abbiamo appesi 1510 grappoli, suddivisi in 2 praticamente, ci vanno legati uno dalla destra e uno a sinistra con lo spago, e poi vengono appesi e lasciati lì circa 3 mesi, fino alla fine di novembre, i primi di dicembre, dipendentemente sempre dal microclima. Se l'autunno è asciutto, appassiscono prima, si asciugano prima, altrimenti dobbiamo lasciarli anche fino a Natale. Lo spettacolo non è dato soltanto dalla cartolina, ovvero dall'uva garganega appesa, che non a caso, come capirete, è l'uva più fotografata d'Italia e forse anche oltre. Lo spettacolo è anche nella preparazione di tutto questo, perché fin dalle prime ore del mattino c'è una sorta di piccola processione dei contadini che arrivano qui e portano le cassette. E poi entrano in campo i volontari. Il loro è un lavoro veramente certosino, meticoloso, perché prendono i grappoli, li legano uno a uno in coppia e ogni coppia poi viene appoggiata sulla stanga a cavallo, prima a terra e poi presi a mano una coppia alla volta e posizionati sulle stanghe lassù in alto come state vedendo. Ogni operazione, in questo caso, non è semplicemente meccanica o fatta a caso, perché i grappoli devono essere opportunamente distanziati. E questo perché? Per favorire il ricircolo d'aria, che è essenziale per garantire il corretto appassimento degli stessi grappoli. E questa in pratica è la riproposizione del dogma dell'appassimento in queste terre. L'appassimento che fino ai primi decenni del secondo dopoguerra si faceva nei solai, nei granai, con l'uva appoggiata sui gratticci oppure, come in questo caso, appesa. Poi via via ovviamente i tempi sono cambiati e questa tecnica è stata sostituita dalle più pratiche cassette. Ma allora, qual è il valore di queste tradizioni? Le tradizioni hanno un valore soprattutto di insegnamento, di didattica, perché sono cose che ce li hanno tralasciati i nostri anziani, mio padre, mio nonno, e lo portiamo avanti per quelli che devono venire. Non è una cosa, la facciamo tanto perché è bella, perché è scenografica, perché è l'uva più fotografata d'Italia, no. Vedrete, e qua ci sono anche i bambini che portano l'uva. Ci sono i bambini che magari oggi pomeriggio, lo vedrete, ci danno una mano ad appenderla, perché è molto sentita questa tradizione. Che ci anima è il senso di appartenenza, soprattutto quello. Praticamente noi, il nostro motto è: da sempre dobbiamo lasciare questo nostro territorio, compreso il borgo, migliore di come l'abbiamo trovato, perché è facile lasciarlo com'è, basta tenerlo
in ordine, basta tenerlo curato, ma soprattutto migliore. Ed è molto difficile Soave a farlo migliore di com'è. Naturalmente è stato il primo paesaggio riconosciuto dal Ministero delle Politiche Agricole e Forestali nel 2012, primo paesaggio storico rurale d'Italia. Per i prossimi 3 mesi l'uva garganega appesa a Porta Verona sarà di fatto il biglietto da visita del paese. Da questi 10 quintali di uva si ricaveranno circa 200 litri di recioto fra 2 anni, che saranno imbottigliati in circa 400 bottiglie. E queste bottiglie poi vengono date non soltanto agli agricoltori che portano qui l'uva dei propri poderi, ma anche a ciascuna delle 70 associazioni di volontariato presenti qui a Soave. Detto in altri termini, può rappresentare anche una formula straordinaria di marketing territoriale e sociale, che è originato dall'amore di queste persone per la garganega e per il recioto, che un tempo non era considerato propriamente un vino. Una volta non si raccoglieva tutto il grappolo, si raccoglieva solo la reccia. Perché la reccia? E da reccia recioto, per un motivo molto semplice. Da questo chicco che ho in mano all'ultimo c'è anche il 30% di zucchero in più. Allora si raccoglieva questa, si metteva nei gratticci, non si appendeva, quelle delle canne palustri, e dopo circa 2, 3, 4, 5 mesi, come ho detto prima, con il microclima a favore, si pigiava e se ne ricavava un succo d'uva che nella fermentazione diventava vino recioto. E a chi si dava? Non era un vino, era un medicinale che si dava alle signore che avevano partorito, alle madri. Praticamente ricco di alcol, vasodilatatore, e ricco di zuccheri che ti danno la forza subito, bevevano 2 dita di recioto al mattino per farsi venire il latte, per tirarsi su. Vasodilatatore e zuccheri, dunque faceva bene. Io ho bevuto recioto da quando sono nato. Perché mi direte? Perché mia madre beveva 2 dita di recioto e poi mi dava il seno da allattare. Dunque io ho bevuto recioto da quando sono nato. Forse sarà per quello la loquacità che ho, eccetera. Basta, vi ho fatto sorridere, ma è così, era così. Piero, che l'abbiamo fatta a Castano? Certo che l'abbiamo fatta, speriamo di farla anche l'anno prossimo e tutti gli anni a venire. Devo dire che è uno spettacolo, eh? È uno spettacolo, sì, costa tanto perché alla fine siamo un po' fiacchetti, come i vecchi mi dicono, no? Beh, beare un po' da recioto, Certo, così mettire su. Certo, di recioto, specialmente durante le feste di fine anno, che è il massimo della libidine con il recioto. Grazie, Pietro. Bene, attenzione spose, dopo magari te la tai. No, non taglio niente. Allora, attenzione spose che ha una particolarità. Aumentano gli ormoni. Mi riservate una cassetta? Certo, grazie. Una cassetta, e va bevuto in una maniera molto particolare. A Natale con il panettone con l'uvetta, senza tanti frinzoli, fronzoli, eccetera, con l'uvetta. Boh, niente frinzoli, tanto recioto. Tanto recioto. Grazie Piero, grazie a te, grazie a tutti voi. E perché Soave sia sempre più Soave!